Ben trovati dopo il nostro telegiornale, il consueto appuntamento con Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di bottoni, bottoni colorati, bottoni con forme diverse, bottoni che servono ad unire molto spesso due lembi di un tessuto, di una giacca, di una camicia, ma che hanno bisogno di un filo, e in questo caso parliamo di un filo rosso, esattamente come il simbolo dell'amore. Parliamo di Guardastelle. Buon pomeriggio, lo dico a Paolo Filippini, che è già insieme a me in studio, che ormai è diventato famosissimo perché dopo il grandissimo successo di Guardastelle a Tu sì che vales, certamente la popolarità di Paolo, ma la popolarità di tutti i ragazzi che hanno fatto parte di questo spettacolo televisivo bellissimo è aumentata tantissimo, è vero? Sì, allora devo dire di sì, è aumentata, ma come ho detto in questi giorni noi stiamo continuando a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè facciamo teatro. Allora, io ho parlato dei bottoni perché tu in primis a Tu sì che vales hai parlato di bottoni, raccontando una porzione, no, di quello che è lo spettacolo rosso, che è lo spettacolo, uno dei tanti spettacoli che l'Associazione Guardastelle, un'associazione teatrale, ha messo in scena nel corso degli anni. Sì, che bello che intanto non hai detto teatro, ma ci hai presentato con i bottoni, che in questo momento forse è il simbolo che ci sta rappresentando di più negli ultimi anni. Rosso è uno spettacolo, appunto, Rosso, la bottega dei bottoni, che ha fatto un po' il giro dell'Italia, anche fuori, siamo andati anche in Svizzera con questo spettacolo. E come ho detto ci rappresentiamo come una scatola di questi bottoni, è una bottega dove ognuno può chiedere il proprio bottone. Ogni bottone è diverso, ogni bottone è strano, è piccolo, è grande, ma come siamo è importante, è no? utile e che tutti abbiamo. Sì. E alla fine della storia questi bottoni sono legati da questo filo rosso, che è il filo dell'amore, appunto. Allora, associazione teatrale che ha degli attori, anzi, in particolare oggi abbiamo due attrici collegate che saluto, che sono con noi. Le presenti tu le tue attrici, Paolo? Certo. Vai. Non sono mie, ma ormai sono di tutti. Di tutti. Ed è la bellissima Aurora e la magnifica Giulia. Aurora Pennisi e Giulia Massara. Ciao ragazze. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, due bottoni colorati tra i tantissimi bottoni di questa associazione, che devo dire noi recentemente siamo andati a trovare, siamo venuti a trovarvi con le telecamere del nostro telegiornale. La nostra Desiree Ferlito ha raccontato la vostra vita fuori da quei riflettori meravigliosi di Canale 5, no ragazze? Quella della popolarità è stata una cosa stupenda, ma la vostra vita in teatro forse è l'emozione più grande ogni giorno, no? Sì, assolutamente. La cosa più bella del nostro teatro è che appunto oltre lo spettacolo, oltre ciò che c'è in scena, noi siamo un gruppo, siamo una famiglia. Adoriamo passare tempo insieme, è stupendo come cosa. Ed è anche una fonte di liberazione. Che intendi per liberazione, Giulia? Perché io facendo teatro libero le mie emozioni e non nascondo neanche la mia emotività. Perché io credo che non c'è bisogno di nascondere ciò che siamo e bisogna dimostrare quello che si è sul palco. Certo, è bellissima questa cosa, non hai bisogno di maschere, no? No, assolutamente. E questo ti ha insegnato anche a gettare le maschere nella vita di tutti i giorni, a scuola, come... Sì? Fiera di te stessa? Sì, fiera di me stessa, anche con la mia emotività sono andata sempre avanti. Il teatro mi ha aiutato un sacco perché io devi sapere che non parlavo completamente, quindi adesso mi ritrovo qui a parlare in un'intervista, quindi immagina quanto lavoro c'è stato dietro. Ah, ma sei anche in gamba, eh? Sei anche in gamba. Giulia, posso? Certo, Giulia ci ha rappresentato anche in Spagna, siamo stati a Segovia in un festival di teatro, e Giulia, meravigliosa perché parla tantissime lingue, soprattutto lo spagnolo, ci ha rappresentato in maniera egregia. E come ha detto lei, veramente il teatro le è servito tanto. Giulia è stata la prima ragazza con disabilità a entrare a tagliare il nastro nell'associazione Guardastelle. E oggi la guardo e l'ascolto e sono orgoglioso di lei.
Allora, sarà, l'avete capito, amici che ci seguite, una puntata molto emozionante del nostro Focus. Le emozioni non finiscono perché abbiamo un altro collegamento con un'altra persona alla quale, devo dire, teniamo in questo studio moltissimo, ma certamente anche dall'altra parte ci saranno tante famiglie che devono all'operatività di Anna Papale, presidente di Futuro 21, e di tutte le famiglie impegnate naturalmente nell'associazione, devono tanto per quello che riguarda il futuro dei propri figli. Ricordiamo che Futuro 21, la trisomia, insomma la sindrome di Down, anche lì l'associazione è un modo meraviglioso per fare, per unirsi, no? E per superare tantissimi luoghi comuni. Ben trovata Anna. Grazie Roberta, grazie infinite per l'accoglienza, per le parole gentili e per avere sempre una parola d'affetto e questo è molto importante, ci fa sentire unite, come diceva prima Paolo, come dei bottoni, anche se diversi, però attorno a noi e insieme a noi c'è un filo che ci conduce e ci porta alla stessa natura, che è l'amore, la cosa che muove il mondo. Allora Anna è stata, devo dire, anche il viatico, no? Per una conoscenza personale. Io non amo mai parlare delle cose che mi riguardano, però lo dico in questa occasione perché grazie a uno spettacolo molto bello tenutosi a Catania, al Palazzo Biscari, diciamo Anna aveva coinvolto con tutta l'associazione proprio Paolo e Guardastelle. In quell'occasione Paolo ha coinvolto tutti i ragazzi di Futuro 21 in uno spettacolo dalla connotazione emotiva fortissima, dove Paolo il saluto, il modo di interagire è questo, no? Sì, esatto. Lo dici che cos'è questo? Ma questo è semplicemente l'applauso in un'altra lingua meravigliosa e noi l'abbiamo integrato nello spettacolo. Con Anna e con l'associazione Futuro 21 andiamo di paro passo, andiamo d'accordo e cerchiamo di lavorare insieme pur facendo due cose totalmente diverse. Futuro 21, abbiamo tanti ragazzi dell'associazione di Futuro 21 che fanno teatro con noi. È un po' forse il segreto, no? Quello di riuscire a collaborare con tante realtà, perché da soli non si va da nessuna parte. È verissimo, vabbè, ma voi siete l'emblema di tutto questo. Allora, vogliamo vedere adesso una bella copertina che diciamo racconta le luci della ribalta, quelle importanti, e il loro luogo del cuore, dove si incontrano, dove provano, dove scambiano sorrisi, forse anche qualche litigata, gli amici di Guardastelle. E in un cielo di fiammelle, il buio più non c'è, Bungaro e questa canzone, insomma Guardastelle è il titolo di una canzone, c'è un abbinamento credo fortissimo tra il titolo dell'associazione e questa canzone, no Paolo? Sì, abbiamo preso proprio spunto da questa canzone di Bungaro. Noi ragazzi un po' si sentono Guardastelle, è un grande legame anche col teatro, cioè anche il pubblico guarda le stelle ma anche gli attori guardano le stelle. Allora, 10 anni di attività come Guardastelle. Paolo è un po' un visionario perché ha iniziato a interessarsi di teatro con quella connotazione dell'inclusività che a lui sta stretta, perché la connotazione inclusione diventa già essa stessa una non inclusione, no Paolo? Però lo fai da tantissimi anni. Cosa ti ha mosso? Le Dio incidenze, come diciamo noi, cioè? forse. Io già facevo teatro nelle scuole, credendo fortemente il valore del teatro a scuola. I ragazzi durante le ore curriculari, facendo dei laboratori teatrali, abbiamo visto quanto miglioravano anche a scuola. Da lì l'idea di fare un progetto anche nel pomeriggio. Quindi abbiamo aperto un laboratorio pomeridiano, proprio una scuola di teatro per bambini e ragazze. Poi Giulia è stata la prima ad arrivare sulla sedia, allora abbiamo detto ma perché no? Perché chiudere le porte a chi ha la possibilità di fare teatro? Allora Giulia è arrivata, ha bussato, non parlava tantissimo. Aveva 6 anni. Avevi 6 anni, ma tu te lo ricordi? Sì, io mi ricordo molto bene che ero entrata lì come un gioco, però io a quel periodo soffrivo molto di ansia, di emotività e per sbloccarla ci è voluto molto tempo, ma ci sono riuscita, devo dire. Ce la sto facendo
e sono molto orgogliosa di me. Non nel primo spettacolo, sai cosa ha fatto il primo No, spettacolo? dici? Che aveva delle battute, proprio il giorno prima di andare in scena, le ha detto non le dico, le ha date a qualcun altro. Come non le dico? Non le ha dette, non le ha dette. Quella battuta non l'ho detto prima di entrare in scena, ho detto no, dilla tu perché io non posso dire, non ce la faccio. E quella battuta lì te la ricordi qual era? Era solo ciao. Ah, solo ciao! E anche ciao in quel momento era difficile da dire. Adesso invece bisogna farti star zitta, altrimenti parli sempre. Sì, io parlo anche molto col corpo, quindi la mia ricchezza è anche questa, perché io non vedo completamente limiti nella vita. È giustissimo, ma d'altra parte lo hai dimostrato, no? Ballare nello spettacolo rosso era il modo per sentirti felice. Esatto. Allora, invece quando è arrivata Aurora a Guardastelle? Aurora? Vabbè, io già ero molto piccola, avevo 3 anni. Sento male. Puoi ripetere? Repeat, vai. Sì, sono entrata che avevo 3 anni, Guardastelle. E non nascondo che quando è arrivata Giulia, all'inizio eravamo un po' così, un po' fermi, no? Non riuscivamo a capire, volevamo conoscerci prima. Quando ci siamo dati la possibilità di conoscerla, cioè di non soffermarci a quelle che erano le apparenze a cui eravamo abituati, davanti ci ha aperto un mondo che è spettacolare. Io teatralmente sono cresciuta un sacco, aprendomi e cercando di capire anche l'altro, perché Giulia mi ha trasmesso un coraggio nell'esprimere quello che sia per davvero che è assurdo. E quindi insomma tu dici è uno scambio, no? È uno scambio continuo, Io- perché io immagino che lei ti abbia dato molto, ma credo che tu abbia dato anche molto a lei, così come gli altri, cioè è una vita che fate. Quante volte la settimana, Paolo? Quante volte si incontrano? Noi ci incontriamo 2 volte a settimana, i laboratori sono 2 volte a settimana, però ci incontriamo ogni giorno. Ogni giorno. Sì, perché ormai si esce insieme, si sta insieme Ragazze, anche ma fuori. questo Paolo è veramente come sembra? Cioè veramente questa persona pazzesca? Com'è? Occhio a quello Oppure che- c'è un momento che si innervosisce? Allora. Com'è? Ditemi. Allora, pre-spettacolo, zitti tutti, stiamo un po' fermi e teniamo d'occhio a quello che facciamo. Però no, È un grande... siamo molto È fortunati, stupendo, è stupendo. perché Paolo non è Possono solo, dire? Paolo è anche casa. No, perché Paolo dice, cosa possono dire? Ma no, perché i ragazzi dicono, i ragazzi continuano ad avere... Guarda, poi loro, secondo me, che sono abituati adesso, no, a far venire fuori la vera parte di sé, i filtri, secondo me, non li mettono No, proprio. non ne hanno, devo dire la verità, non ne hanno. Allora, Anna Papale, tra poco ci fermiamo per una pausa. Carissima Anna, allora, sindrome di Down e tanti dei ragazzi dell'associazione trovano appunto, come dicevi, nell'unirsi nel teatro un splendido luogo dove esprimere le emozioni. Io li ho conosciuti, i ragazzi di Futuro 21, e anche lì c'è davvero una umanità meravigliosa, no? Davvero un ventaglio di umanità. Il teatro, comunque l'arte in generale, quanto incide, quanto riesce a fare crescere nella consapevolezza questi ragazzi? Guarda Roberta, io ti posso dire che proprio legandomi a quello che dicono le ragazze è proprio una crescita continua e sinergica perché loro prendono ma danno anche tanto. Certe volte è difficile che l'altro, fra virgolette, normodotato si apra così riesca ad attingere da quelle che sono le diversità, perché la diversità ti aiuta a crescere, ti aiuta a vedere un mondo che magari prima non conoscevi, e i nostri ragazzi con il teatro, con tantissimo altro che fanno, ma il teatro veramente è una fonte di energia e di liberazione, come diceva Giulia. Quindi è bello, e poi trovare delle persone come Paolo che riescono a integrare tutti. Non parliamo di inclusione perché come Paolo io questa parola non la amo per niente. Io
dico che bisogna partecipare, la partecipazione di tutti aiuta a crescere, aiuta a condividere le varie diversità che sono una crescita per tutti. Allora, adesso ci fermiamo ragazzi, c'è una pausa piccola piccola e torniamo perché ci sono anche un po' di appuntamenti da dare, sia per Futuro 21 che naturalmente per Guardastelle. Torniamo tra un attimo. Siamo tornati in studio, Sicilia 24 Focus, parliamo di Guardastelle, parliamo di Futuro 21, parliamo di ragazzi straordinari che pur in momenti difficili, perché possiamo anche sorridere finché vogliamo, però certamente stare in sedia a rotelle, come accade a Giulia, no? Non è esattamente la cosa più facile del mondo, ma starci accettando una situazione di vita e rendendo la propria vita al meglio possibile e addirittura diventare una sorta di tutor per tutte le persone che vivono la stessa esperienza, significa avere di fronte delle persone straordinarie. Giulia, tu sei sicuramente una persona straordinaria, perché mi diceva Paolo che tu, anche quando vai nelle scuole, con molta serenità racconti cosa significa stare in carrozzina, come muoversi, cosa poter fare. Sei diventata la tutor di altri ragazzi come te. Io ho accettato semplicemente il fatto che la sedia è uno strumento per potersi muovere e poter fare tante cose, perché anche se non lo puoi fare con le gambe, la sedia ti aiuta. È uno strumento, e far capire questo alle scuole, ai bambini è stata una grande cosa. Assolutamente. Senti, i tuoi amici più cari sono lì o sono a scuola, sono in altri luoghi? Sono in altri luoghi in questo momento. Va bene, quindi tu hai un sacco di amici, diciamolo. Sì, sì. Allora facciamo una cosa, l'avrete visto? Guardastelle è la mia Dimmi. famiglia. Guardastelle è la mia grande famiglia. I ragazzi sono fantastici, mi trovo molto bene, c'è quel senso di collaborazione. Ma che cosa... La cosa bella di Guardastelle è questa, che abbiamo un punto fisso, un punto di ritorno. Io posso magari allontanarmi, fare le mie esperienze di vita, però so che in qualsiasi istante, in qualsiasi momento io posso tornare. Allora, in questo momento state provando uno spettacolo nuovo oppure state ripetendo qualche cosa del passato, Paolo? Entrambe le cose. Ah, vedi, Entrambe le cose. però tutti gli spettacoli sono connotati dal colore, non tutti, molti di questi, il bianco, il blu, il rosso, il sì, giallo, sì, vero? abbiamo fatto soprattutto una trilogia di colori che era blu, rosso e giallo. Adesso la prossima produzione è 6, tempo e spazio, quindi ci stiamo un po' lanciando sui numeri dopo i colori e andrà in scena il 6 febbraio. E beh, insomma, il 6 febbraio. Com'è questo nuovo spettacolo? Ah, datemi qualche anticipazione, fanciulle. Allora, questo nuovo spettacolo sicuramente è molto comunicativo a livello dell'espressione del corpo, che è diciamo una nostra caratteristica. Questo spettacolo lo stanno facendo il gruppo dei piccoli e io che sono nel gruppo dei grandi, guardare loro lavorare in maniera così tanto coesa, sono così tanto bravi che veramente mi emoziona a guardarli, perché penso a me quando ero piccola. Ma anche Giulia è una grande, quindi guarda anche lei stavolta. Sì, esatto. Allora, loro dicono gruppo dei Diciamo piccoli. l'espressione del corpo è sempre una cosa molto bella. Dicevi Paolo? Che fino a tempo fa chiamavamo gruppo dei piccoli e gruppo dei grandi, ora è classe 1 e classe 2, perché i piccoli sono diventati grandi. Perché naturalmente a Guardastelle vogliono venire in tanti, no? Esatto, quindi abbiamo 2 spettacoli, 2 produzioni. La prima classe sta producendo 6 tempo e spazio, mentre loro stanno producendo uno spettacolo che si intitola Cuore di latta. Allora, noi però adesso quel minutino di Tu sì che vales ce lo gustiamo tutti assieme. Guardiamo. Anche nell'applauso, no? Perché l'applauso per un attore è il termometro, no? Di quello che è accaduto e quindi grande emozione per questa commozione generale. Sì, è stato... io ero emozionatissimo, anche Aurora, ma eravamo tutti perché il momento che abbiamo finito, cioè questo c'è stato proprio un secondo di silenzio, dopodiché c'è stato un boato e vedere questa arena in piedi è stata davvero un'emozione incredibile, incredibile. Allora, tra gli attori di questo spettacolo c'era anche Francesco che fa parte di Futuro 21.
Anna, il tuo Francesco, il tuo e anche lì il nostro Francesco, no? Sì, Francesco Panebianco, sì, grande attore anche lui, da anni calca le scene del teatro e del laboratorio di Paolo e quindi anche lui è molto bravo. Io ho anche mio figlio che da un anno ha iniziato anche lui a partecipare al laboratorio teatrale ed è molto contento di questo. E lì anche c'è tutto un lavoro che si fa proprio per chi inizia e quindi ancora deve abituarsi a quelle che sono le scene, i tempi e tutto, però lo vedo sempre più preso e più coinvolto. No, però io conosco il tuo Ivan perché l'ho visto ed è un ballerino. Diciamo le cose come Sì, stanno. vero, hai ragione, l'hai visto ballare. Mia figlia mi diceva proprio questo, che ha una dote sua, che è quella di riuscire a fare delle cose che magari tu non ti aspetti. Beh, mio figlio mi ha sempre stupito nella sua vita. Certe volte non mi aspettavo neanche io che riuscissi a fare delle cose, poi però in maniera inaspettata, inaspettata da me, ma per lui è normale, perché lui riesce a fare tante cose come tanti ragazzi, quindi Tra l'altro, guarda, voglio proprio raccontarlo, il discorso di Paolo, così come quello di Anna, che ha messo in piedi uno spettacolo tutto dedicato appunto ai ragazzi con sindrome di Down, è che molto spesso diamo per scontato che certe cose non le possano fare. Invece Anna, da madre, si è stupita lei stessa, dobbiamo dire le cose come stanno, che lui abbia imparato una coreografia con sua sorella che danza nel giro di pochissimo tempo e sia stato in grado di eseguirla benissimo di fronte al pubblico, quindi sfidando anche l'emozione. Quindi bisogna assolutamente inserire i ragazzi in situazioni di questo genere perché fanno bene al cuore, a chi li guarda e a loro stessi, no Anna? assolutamente sì, proprio pensavo quando ho rivisto questo minuto di Rosso a tutte le emozioni diverse che ho visto, che ho sentito tutte le volte che l'ho visto, perché l'ho visto tante volte Rosso e continuerò a vederlo tutte le volte che lo fanno. E certe volte siamo No, proprio noi che ti voglio dire una cosa, no, perché poi vedo che il tempo passa e non riusciamo a dire le cose. Allora, c'è un appuntamento che voglio che tu lanci dai nostri teleschermi, che è un appuntamento importante che riguarda proprio Futuro 21, il 24 di ottobre. Abbiamo una fotografia, la mia regia, eccola qua, la manda subito. Che cos'è questo Guarda Ami? Guardami, ecco, guardami, guardami, amami, guardami per quello che sono, per quello che riesco a dare, a fare senza pregiudizi e senza inclusione, solo partecipando e rendendo felice chi magari, come me, anche come me, certe volte non riesce a vedere oltre, a guardare oltre. Quindi lì è uno spettacolo intanto in occasione della giornata nazionale della persona Down. Abbiamo unito, come sempre cerchiamo di fare, musica, arte, spettacolo. Quest'anno siamo stati molto contenti perché abbiamo la collaborazione, la conduzione preziosa della professoressa Liliana Nigro e di Gina Aloisio che ci stanno aiutando e ci hanno aiutato veramente in maniera Che grandiosa. salutiamo naturalmente. Allora, Anna, abbiamo lanciato l'appuntamento, magari avremo modo di parlarne anche attraverso l'informazione delle nostre reti. Volevo soltanto dire che ci stanno seguendo in questo momento tramite il web, quindi tramite il nostro sito, il nostro grande sito bellissimo, da poco rinnovato. Andateci a cercare siciliaweb.it perché ci scrivono da Ancona. Un saluto da Ancona ai grandi amici. Guarda Stelle, vi aspettiamo. E poi arriva anche un altro messaggio, una domanda da Mario che ci scrive invece da Catania, che vuole fare ad Aurora: che cosa ti ha lasciato Guarda Stelle, cioè che cosa ti lascia come esperienza di vita, quale sentimento? Sei non nasconderti dietro delle apparenze che non esistono. Bene, bene. Allora, non possiamo più, diciamo, accettare domande, posso soltanto chiedere invece a Paolo un'altra cosa, senza proprio nessun indugio. Siamo venuti a trovarvi in un luogo che è il vostro luogo, un luogo che avete ad Acireale, grazie all'interessamento, diciamo, del comune, ma anche Della Curia. ma è un luogo dove chissà
insomma, sognate di avere delle attrezzature, qualcosa che vi può aiutare nel vostro lavoro. Cosa manca? Manca un teatro, prevalentemente manca un buon teatro, un bel teatro tutto nostro che poi diventi un po' della comunità e di tutti. Quindi secondo me arriverà, ci stiamo muovendo, c'è qualcosa che energeticamente si sta creando, quindi sono convinto che prima o poi qualcosa accadrà. Bene, e allora io vi faccio un in bocca al lupo enorme. È sempre bello ed emozionante vedere le cose che combina questo signore, che peraltro ci tiene sempre a dire non sono da solo. Sì, assolutamente. C'è un team, giusto? Assolutamente, non sono mai da solo, io ormai sto mettendo la faccia, però dietro di me c'è tanti ragazzi, tanti docenti e c'è un team davvero meraviglioso che porta avanti l'associazione. Ragazze, un piacere avervi avute in collegamento, ma sarà ancora più bello avervi in studio prestissimo, va bene? Grazie mille, è stato Grazie un a voi, è piacere. stato un piacere. Un abbraccio naturalmente alle attrici di Guardastelle e a tutti i ragazzi di Guardastelle. Grazie ad Anna Papale, in bocca al lupo per il 24. Grazie naturalmente. E grazie Paolo, davvero. Grazie a voi, In bocca al grazie lupo a te. per tutti. A tutti voi un buon proseguimento di pomeriggio. Il nostro Focus tornerà domani nella versione dell'appuntamento con il sindaco.